Ci troviamo ad Asolo nella tenuta della splendida villa Razzolini-Loredan, dove si svolge l'assemblea provinciale dell'UMPLI di tutte le Proloco della provincia di Treviso, organizzata dall'UMPLI provinciale con la collaborazione del Consorzio delle Proloco Asolano-Montelliano. Ma le Proloco hanno per noi un'importanza fondamentale, non soltanto in provincia di Treviso ma in tutto il Veneto, perché grazie alla collaborazione che noi abbiamo diretta con le associazioni e tutti i loro associati riusciamo a creare dei servizi sul territorio molto interessanti e sinceramente anche a costi ridotti rispetto a quelli che solitamente abbiamo. Abbiamo delle iniziative in campo molto importanti, penso a ciò che stiamo facendo a livello di percorsi turistici legati al cavallo, quindi a cosiddette ipovia, che stiamo sviluppando assieme appunto alla Proloco regionale, assieme a Follador. Credo che saranno pronti per la presentazione alla prossima Fiera Cavalli e quindi presenteremo dei percorsi sul territorio montano e poi lo svilupperemo anche sul territorio pianeggiante. Con la Proloco poi abbiamo avuto importanti iniziative, penso quelle relative alla formazione in ambito degli uffici di accoglienza turistica, i cosiddetti IAT sul territorio, e proprio poco tempo fa abbiamo dato dei diplomi a tutte le persone che si sono formate grazie al lavoro fatto dalle Proloco, proprio per istruire persone che all'interno degli uffici fanno l'accoglienza turistica. Questo è stato un lavoro straordinario che ci ha permesso anche di legare i vari uffici territoriali della regione e dare anche un'immagine coordinata unica a livello regionale. Oggi è una giornata di tradizione, ogni 4 anni abbiamo il rinnovo delle cariche del provinciale, mi sembra che l'affluenza sia ottima, oggi si vota per il rinnovo delle cariche, pertanto è una giornata molto importante per noi delle Proloco. E al presidente dell'UMPLI della provincia di Treviso, Giovanni Follador, chiediamo qualche informazione sulle Proloco della provincia di Treviso. Sì, le Proloco delle province di Treviso sono 103, praticamente quasi tutti i comuni hanno una loro Proloco, qualche comune ne ha anche più di una. Queste Proloco poi sono divise in 10 consorzi, in raggruppamenti di Proloco. Guerino Zamperoni, che è qui con me, è il presidente del consorzio Asolano-Montelliano, che è appena riconfermato. E oggi abbiamo questa assemblea provinciale di particolare importanza. È chiaro che le Proloco sono l'anima dell'animazione dell'accoglienza turistica della provincia di Treviso, che svolgono tantissime attività e che sono però molto vicine anche alla nostra associazione, all'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, che è un'associazione che si raggruppa in comitati provinciali, ma poi anche comitato regionale, comitato nazionale. In Veneto siamo 525 Proloco, in Italia più di 6.000. È un grande movimento di volontari che dedicano il loro tempo, soprattutto il sabato e la domenica, per valorizzare il proprio territorio e il proprio paese. Pensi che in provincia di Treviso i volontari con la tessera delle Proloco sono più di 11.000.